The Big Wave, Davide Baraldi. Sono due realtà consolidate, nate per la ricerca, lo sviluppo e la divulgazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Il progetto è un'esperienza nel romanico in Sardegna ed è quindi focalizzato sulle chiese edificate in Sardegna tra l'XI e il XIV secolo. Esse rappresentano una parte importante del patrimonio artistico-culturale sardo, che dà grande valore ai territori che le ospitano. I pilastri del progetto sono un portale web, un'app per smartphone e un sistema informativo per il centro di documentazione del romanico. Con il supporto di Davide Baraldi è stato progettato e realizzato un portale informativo con contenuti multimediali storico-culturali in lingua francese, inglese e italiana. Sono presenti 67 schede informative, una per ogni chiesa. Le schede contengono brani audio e narrazioni testuali che descrivono la storia della chiesa, il contesto ambientale, le particolarità architettoniche dell'interno e dell'esterno. Grande valore hanno i 26 virtual tour che sono stati realizzati per una selezione di chiese. Un virtual tour è una rappresentazione interattiva a 360 gradi di ambienti interni ed esterni che permette di esplorare in modo virtuale tutte le peculiarità del monumento. L'app delle chiese romaniche in Sardegna è un'applicazione multilingua costituita da un sistema innovativo di rilevamento tramite sensori Bluetooth. L'intelligenza di prossimità individua il sensore presente nella chiesa e in automatico apre i contenuti multimediali. L'app Chiese Romaniche in Sardegna è stata costruita pensando all'esperienza del turista e alla facilità di utilizzo. Le schermate sono molto intuitive, con gallerie fotografiche, audioguide e virtual tour che rendono tutte le schede delle 67 chiese immediatamente fruibili. Per ogni chiesa è possibile avere le indicazioni stradali per raggiungerla. In più, grazie ai sensori Bluetooth, il visitatore potrà visualizzare automaticamente la scheda della chiesa in cui si trova. Proprio grazie a questi sensori, l'app potrà anche registrare in cloud, in modo completamente anonimo, il numero delle presenze e i tempi di permanenza in ogni chiesa. Usare l'app è semplicissimo. Basta scaricarla dallo store Google o Apple, attivare il Bluetooth e lasciarsi trasportare dall'esperienza della visita. Quando l'app rileverà una delle 67 chiese del circuito, aprirà automaticamente la scheda con tutti i contenuti multimediali. Testo narrato, audioguida, galleria fotografica e virtual tour. Il sensore Bluetooth è chiamato anche beacon perché, come un faro, permette di essere rilevato dall'app. Sono dispositivi molto piccoli, particolarmente resistenti alla polvere e alle intemperie, con una batteria interna che gli consente di essere completamente autonomi per circa 2 anni. In ogni chiesa sono stati installati 2 sensori, uno all'esterno e uno all'interno. L'app si accorge del sensore e apre i contenuti multimediali del monumento in cui ci si trova. Per un'esperienza più coinvolgente, la distanza di rilevamento è stata impostata dai 5 ai 10 metri, a seconda della geometria di ogni chiesa. Il sistema informativo per il centro di documentazione del romanico è un sistema informativo geografico pensato per supportare il personale operativo che fornirà assistenza ai visitatori delle chiese romaniche tramite il numero verde. Tutte le 67 chiese sono inserite in una mappa geografica e collegate a tabelle dati. Gli operatori avranno così a disposizione in modo rapido e completo tutte le informazioni di ogni chiesa.